Tornare ad investire con forza nel nostro sistema sanitario per renderlo davvero efficace e davvero universale. Lo chiede l'Associazione Nazionale Pensionati della CIA, la Confederazione degli Agricoltori, che in Veneto nel corso delle ultime settimane ha raccolto nei mercati rionali e in occasioni pubbliche più di 20.000 firme per chiedere alle istituzioni più attenzione nei confronti della sanità pubblica. 22.000 firme di cittadini, di pensionati, di persone che hanno, aderito a una segnalazione e a una criticità che è stata rilevata, ma proponendo delle soluzioni. Non ci siamo posti in termini antagonistici nei confronti delle istituzioni, non è il nostro stile. Noi rileviamo, critichiamo perché è un nostro dovere e proponiamo delle soluzioni. Sempre meno risorse pubbliche investite rispetto all'inflazione e al PIL che stanno provocando da diversi anni conseguenze drammatiche, soprattutto la carenza dei medici e infermieri a partire dai pronto soccorso e dai reparti di emergenza-urgenza fino ad arrivare ai medici di medicina generale. E dal 2026, con la riforma dell'assistenza territoriale prevista dal PNRR, la situazione dovrebbe peggiorare. E poi le liste d'attesa sempre più lunghe, anche 2 anni per un intervento o una visita specialistica. Chi può, allora, va nel privato. Chi non se lo può permettere, semplicemente non si cura. E poi c'è il tema dell'accesso ai servizi nelle aree interne e rurali, dove vive 1/5 della popolazione e dove la quota di anziani è più elevata rispetto al resto del paese. Tutte questioni che continuano ad accentuare quelle disuguaglianze tra i cittadini che il sistema sanitario nazionale, istituito 45 anni fa, avrebbe dovuto invece eliminare. Noi chiediamo maggiori risorse nella manovra finanziaria che verrà approvata nelle prossime settimane, ma anche politiche sanitarie adeguate a un paese che, come l'Italia, è un paese avanzato che merita anche un servizio sanitario altrettanto avanzato. Una sanità efficiente, uguale per tutti, sta a cuore anche al mondo degli agricoltori. CIA e ANP da anni sono in prima linea, in particolare sui temi della diagnosi precoce e della prevenzione, a partire dall'alimentazione. Ma un sistema sanitario che funzioni è particolarmente importante, soprattutto in un settore, quello primario, in cui il ricambio generazionale è più complicato e in cui l'età media dei lavoratori continua ad alzarsi. Una migliore prestazione fisica, quindi una salubrità, una sanità, dà anche una qualità del lavoro migliore, no? Ormai è un binomio che è imprescindibile, in virtù del fatto che purtroppo abbiamo un ricambio generazionale a monte che viene meno, c'è una situazione demografica in negativo e quindi tutto questo ci porta a mantenere il più possibile in attività quelle che sono le persone che oggi si affacciano ad un'età importante.